Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tangenti per vincere appalti, 8 arresti tra Palermo e Agrigento, assunzioni, soldi, gioielli, profumi e pure panettoni per comprare i pubblici ufficiali. Al centro della nuova inchiesta la cooperativa di Partinico, Nido d'Argento, ai domiciliari l'ex sindaco del comune. Nella stessa indagine ha arrestato ad Agrigento Gaetano Di Giovanni, comandante dei Vigili e capo di gabinetto del sindaco. Ancora una strage al largo di Lampedusa, 9 morti, fra loro anche una bimba, 15 dispersi. Manifestazioni, flash mob, presidi in tutta la Sicilia per lo sciopero di CGIL e UIL per la sicurezza nei luoghi di lavoro. A Catania suona il silenzio alla Villa Bellini per le vittime. Non sono morti bianche ma omicidi, denuncia Enza Meli, segretaria UIL. Leoluca Orlando lascia polemicamente il PD e si candida alle europee con l'Alleanza Verdi-Sinistra. Cateno De Luca organizza una cena di gala per la sua campagna, 1.000 euro a testa. Rifiuti, allarme di decine di sindaci nel catanese, alle stelle i costi di gestione per il conferimento in discarica. Si teme un nuovo rincaro della Tari. Ancora un riconoscimento per l'assunta di Luana Rondinelli, il corto interpretato dalla catanese Donatella Finocchiaro, anche lei premiata, tratta il delicato tema dell'affido familiare e della violenza domestica. Calcio verso il derby fra Catania e Messina, i rossazzurri si giocano tutto, Zeoli conferma la difesa a 3 e dovrebbe riproporre Cicerelli e Peralta dall'inizio. Bentrovati, una cooperativa di Partinico per i servizi sociali e l'assistenza ad anziani, disabili e minori era in realtà una centrale della corruzione. Con questa accusa la DDA di Palermo ha deciso l'arresto di 8 persone, 3 in carcere e 5 ai domiciliari. Il terremoto giudiziario coinvolge anche la città di Agrigento. Manlio Viola. Mazzette, regali, assunzioni e costose cene per vincere appalti o per evitare i controlli sulle fatture per servizi spesso mai resi. È quanto hanno scoperto i carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia nella nuova indagine che ha tolto il coperchio ad una scia di corruzione tale da permettere ad una cooperativa sociale di crescere fino a fatturare 13 milioni di euro. Abbiamo amici in ogni posto, diceva presentandosi Massimiliano Terzo, dipendente della Nido d'Argento, la cooperativa con sede a Partinico che gestiva una vera e propria associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro la pubblica amministrazione. Sono 11 gli indagati, 3 finiti in carcere, 5 agli arresti domiciliari, 3 destinatari di provvedimenti di sospensione dei pubblici uffici. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione e peculato. Con Terzo in carcere sono finiti anche Giuseppe Gaglio, 61 anni di Partinico, e Gaetano Di Giovanni, 60 anni di Raffadali. I soci della cooperativa avrebbero corrotto 7 fra dirigenti e funzionari dei comuni siciliani di Partinico, Balestrate, Marsala e della città metropolitana di Palermo, oltre a un ex sindaco di Partinico. L'obiettivo era aggiudicarsi costosi appalti per servizi pubblici di assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori. Per pagare mazzette e recali, secondo gli inquirenti, sarebbero state anche messe fatture per servizi mai resi. Una di queste, da circa 30.000 euro, è stata individuata nel corso dell'indagine e venne pagata dall'amministrazione pubblica. Disposto anche il sequestro preventivo di una somma di oltre 50.000 euro di alcuni gioielli e della stessa cooperativa, che ha un fatturato, come detto, di 13 milioni di euro e 1.250 dipendenti. L'attività si allargava alla Sicilia centrale, ovvero San Cataldo e Agrigento. Nella città dei Templi coinvolti il capo di gabinetto del sindaco nonché comandante della polizia municipale. Come si diceva, c'è scalpore ad Agrigento per l'arresto del comandante appunto dei vigili urbani coinvolti nell'indagine di cui abbiamo appena riferito. Ma per i particolari sentiamo Davide Sardo. Il terremoto giudiziario travolge anche Agrigento. Arrestato Gaetano Di Giovanni, originario di Raffadali, attualmente a capo dello staff del sindaco di Agrigento nelle funzioni di indirizzo e controllo e comandante della polizia locale. Dai documenti acquisiti il 26 maggio di 2 anni fa dai carabinieri di Partinico è emerso il suo collegamento con la cooperativa al centro dell'inchiesta.
Di Giovanni all'epoca era dirigente del distretto sociosanitario D1 di Agrigento per l'erogazione di servizi e assistenza domiciliare a disabili gravi del territorio agrigentino. Il reato ipotizzato è corruzione. Subito dopo il sequestro di 2 anni fa, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè aveva affidato ad altro dirigente l'incarico di responsabile del distretto sociosanitario. Di Giovanni avrebbe favorito l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti per un totale di oltre 200.000 euro alla società Medea, concedendo alla cooperativa Nido d'Argento la gestione dei servizi socio-assistenziali nei comuni Santa Elisabetta e Agrigento per un importo complessivo di poco meno di 90.000 euro in cambio di 7.500 euro di tangente in 3 tranche. La notizia dell'arresto per corruzione del comandante della polizia locale ha destato scalpore nella comunità di Agrigento, suscitando interrogativi sulle pratiche etiche e legali all'interno del municipio. Le autorità locali hanno rilasciato poche informazioni, ma si prevede che nuovi sviluppi siano resi noti nel corso delle indagini. Di certo una notizia che macchia di visibilità l'approdo di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Palermo, c'è anche l'ombra della massoneria deviata che si allunga sulle indagini che martedì hanno portato ad altri numerosi arresti nella Sicilia centro-occidentale, fra loro uno storico consigliere comunale, Manlio Viola. La settimana della Fiera della Corruzione esplodono uno dietro l'altro i casi eclatanti che vedono il coinvolgimento di pubblici ufficiali da Palermo a tutta la Sicilia centro-occidentale. Da lunedì le operazioni condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo disegnano un quadro preoccupante di illegalità e oltre il coinvolgimento della mafia compare anche l'ombra lunga della massoneria deviata. A far parlare di questo filone la figura di Achille Andò, coinvolto nella prima inchiesta di questa settimana, quella che ha portato in carcere il consigliere comunale storico di Palermo Mimmo Russo. Sarebbe stato proprio lui, Andò, faccendiere e consulente di società edilizie interessate a realizzare un centro commerciale nel quartiere di Roccella, a individuare tutte queste aree. Andò avrebbe avuto un ruolo anche ai tempi della realizzazione del centro commerciale Forum, attualmente il più grande di Palermo. Un'ombra lunga che incrocia anche la figura di Gregorio Marchese, altro contatto di Russo, figlio di Filippo Marchese, noto killer di Cosa Nostra. Figure queste di cui parlano una decina di pentiti che raccontano di Russo e di come lui stesso e i suoi interessi fossero finiti nel mirino delle cosche che volevano addirittura assassinarlo. Ma lui fu salvato da uno dei collaboratori di giustizia e grazie ai favori agli ex carcerati si insinuò nelle famiglie, restando sulla cresta dell'onda per 30 anni, oltre 20 dei quali da consigliere comunale, almeno stando alle accuse che muove la procura. Voltiamo pagina, nuova tragedia in mare, 9 vittime, fra le quali una bambina. 6 migranti ricoverati in gravi condizioni a Lampedusa, si cercano 15 dispersi, ieri salvati altri 37 naufraghi. Eva Spampinato. Una bimba piccola morta annegata, un giovane di 20 anni morto al poliambulatorio di Lampedusa dopo ore di agonia per la forte ipotermia. Sono 9 le vittime dell'ultima tragedia del mare in acque SAR maltesi e 15 persone sono ancora disperse. Un bilancio tragico che ha travolto l'isola ieri sera e trasformato il molo Favarolo ancora una volta in un luogo di morte e disperazione. Le motovedette per tutta la notte si sono occupate delle ricerche dei dispersi e gli stessi soccorsi sono stati difficilissimi a causa del mare mosso, con onde alte oltre 2 metri che hanno reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso del barchino naufragato a circa 30 miglia a sud-est di Lampedusa. Secondo quanto raccontato dai naufraghi, all'appello mancherebbero 15 persone, fra cui 3 minori. Erano 46 migranti, originari di Guinea, Burkina Faso, Mali, Costa d'Avorio, che domenica sera alle ore 20 sono partite da Sfax, in Tunisia. Il barchino utilizzato per la traversata a causa del mare in tempesta si è capovolto ed è colato a picco. Una bimba tra i 4 e gli 8 anni è morta, mentre il 20enne ivoriano è giunto a Lampedusa in ipotermia ed è andato, anche a causa dell'ingestione di acqua, in arresto cardiaco. È morto nel poliambulatorio dell'isola. Anche un aereo della Guardia Costiera italiana è stato impiegato su richiesta dell'autorità coordinatrice maltese per sorvolare l'area del naufragio alla ricerca dei dispersi. Anche in Sicilia CGIL e UIL, mobilitati per lo sciopero nazionale, chiedono più sicurezza e controlli nei posti di lavoro. La UIL denuncia: non si tratta di morti bianche, sono omicidi. Giusa Lazzara.
Qui c'è un fiocco nero, cosa simboleggia questo fiocco oggi? Questo fiocco oggi simboleggia la morte del lavoro, troppi incidenti sul lavoro. Su Catania continuiamo ad avere 9 ispettori sul lavoro quando ne avremmo di bisogno di almeno 40 in base al numero dei lavoratori. Sicurezza e controlli, ma la piaga dei subappalti fa ancora morti, così anche nell'ultima tragedia in Emilia con 5 vittime accertate, fra loro il giovane siciliano partito per lavorare. Dobbiamo parlare di omicidio sul lavoro e questi non sono imprenditori, ma sono prenditori che prendono la vita degli altri perché offrono un lavoro poco dignitoso con delle garanzie zero, quindi questi sono degli assassini. E sentiamo la voce di chi sciopera oggi. Soprattutto quando si sta nei ponteggi oppure si lavora ad alte quote, dalle imbragature, dalle linee vita, queste cose non esistono. Oppure se ci sono tanto per esserci figurativi, se viene qualcuno a controllare sono qui, noi le dobbiamo uscire. Ma nei subappalti queste cose non esistono. Morire di lavoro stamattina, una corona d'alloro, è stata posta in via Sacchero, dove il 20 marzo del 2018 rimasero fulminati nello scoppio all'interno di un basso i vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte. C'è fermento nel panorama politico siciliano in vista delle europee. Orlando lascia il PD e corre per i Verdi. Cateno De Luca lancia la cena elettorale da 1.000 euro e i sondaggi lo vedono a un passo dalla soglia del 4%. Francesco Triolo. Il divorzio di un matrimonio mai consumato, quello di Leo Luca Orlando con il Partito Democratico, che viaggia via WhatsApp. Tempi che cambiano, la tecnologia influenza anche la politica. Il messaggio con cui l'ex sindaco di Palermo annuncia il suo passaggio alla sinistra ai Verdi arriva sui telefonini dei suoi contatti, con una critica neanche tanto velata nei confronti del PD, accusato di non avere un progetto, di essersi ridotto a circolo di capipopolo. Accuse a cui ha risposto il segretario regionale Anthony Barbagallo: i voti non ce li portiamo dovunque abbiamo, ha detto. Orlando non ha mai vissuto la vita di partito, ha appoggiato solo un candidato autorevole, Fabio Giambrone, il sassolino che Barbagallo si è tolto. Orlando potrebbe adesso entrare in lista per le europee e sarà l'urna a dare un responso. I sondaggi per le europee intanto premiano Cateno De Luca, arrivato al 3,7%, un tiro di schioppo dalla soglia del 4%. E il leader dei Sud Chiama Nord, a caccia di finanziatori per la campagna elettorale, si è inventato anche la cena da 1.000 euro a persona per i suoi sostenitori. American Style, nulla di nuovo probabilmente, ma l'evento diventa un palcoscenico per acquisire popolarità partendo dalla sua attuale base logistica, Taormina, che diventerà per 2 giorni il quartier generale nazionale di Sud Chiama Nord. I prezzi prevedono 1.000 euro a persona, un altro invitato a 500 euro, 250 per il primo figlio, 100 per il secondo, dal terzo in poi gratis. Lui ha prenotato 300 posti in albergo e ha pronto il menù. Quello politico vede Renzi come prima portata, Calenda come dessert, messaggi trasversali di inizio campagna elettorale. I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo per maltrattamenti nei confronti della moglie di 46 anni. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo una telefonata al 112 della donna. Anche alla presenza dei carabinieri e del figlio minorenne della coppia, l'uomo ha continuato a inveire pesantemente contro la moglie. Dall'emergenza discariche agli elevati costi di gestione dei rifiuti, a Sant'Agata Libattiati, alle porte di Catania, l'incontro tra numerosi amministratori della provincia etnea. Al termine della riunione arrivano le rassicurazioni dalla regione, in arrivo 20 milioni di ristori. Tonino De Manna. È un grido d'allarme che si alza da Sant'Agata Libattiati, ma che coinvolge decine di paesi della provincia di Catania, alle prese con i costi di gestione dei rifiuti sempre più alti, tanto da mettere in crisi i bilanci comunali. E sui contribuenti incombe lo spettro dell'aumento della Tari, una doppia mazzata per chi paga puntualmente le tasse e per gli amministratori locali. E Marco Rubino a farsi portavoce della questione rifiuti. Il tempo che intercorre per la realizzazione di questi termovalorizzatori, circa passeranno 4 anni, cosa fanno le comunità che sono abituate ad una sana programmazione, progettualità dell'indomani? Da un lato gli aumenti della Tari, dall'altro l'elevato numero di evasori, una situazione insostenibile. Stiamo sollevando questa problematica proprio perché i costi di conferimento del rifiuto indifferenziato soprattutto oggi è diventato chiaramente insostenibile e questa situazione ricade sulle tasche dei cittadini.
faccio un appello a tutti comunque di pagare le tasse, quelle giuste, e noi come sindaci invece di unirci per poter abbassare i costi in discarica e quindi favorire i nostri cittadini a pagare di meno la bolletta della Tari. Il sindaco di Mascalucia, Magra, si rivolge invece a chi paga con regolarità le tasse. Io chiedo scusa ai miei concittadini, stiamo lottando e ho promosso insieme, invitando il sindaco di Battiati a questa iniziativa che aveva già promosso anni fa, per cercare di fare quadrato e chiedere alla Regione quanto e quali possono le soluzioni che loro stanno mettendo in campo. E al termine dell'incontro che arriva l'attesa telefonata dalla Regione a svelarci il contenuto è lo stesso sindaco Rubino, promotore dell'iniziativa. Mi è arrivata una telefonata dall'assessorato dove mi garantiva che con la prossima variazione della legge di bilancio saranno posti all'interno i 20 milioni di ristoro che erano stati promessi prima ai vari comuni, che purtroppo pagano quel gap tra le 240 euro a tonnellata e le 404 euro più IVA a tonnellata. Buttano rifiuti e danno fuoco 2 operai e il loro titolare denunciati dai carabinieri di Catania. Fatali le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ancora Torino De Mana. Arrivano e scaricano un intero furgone, gettano di tutto in un terreno a ridosso della stradale Primosole e dulcis in fundo, bruciano ogni cosa. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, i protagonisti invece si sono beccati una bella denuncia penale. Si tratta di 2 giovani operai di 21 e 23 anni e del loro titolare accusati di aver gettato rifiuti causando un vasto incendio che ha messo a dura prova i soccorritori. A permettere l'identificazione dei 2 operai che prestano servizio in una ditta di Mister Bianco è stato un video registrato da una telecamera di sicurezza della zona. Immagini che non lasciano spazio ad interpretazioni, frame su frame che inchiodano i 2 lavoratori, tanto veloci a scaricare i rifiuti dal furgone, tanto irrispettosi dell'ambiente. I 2 giovani e il loro titolare sono stati denunciati per abbandono, gestione illecita e combustione di rifiuti. In Sicilia è allarme sull'assegno di inclusione, oltre 117.000 domande respinte, molti siciliani senza entrate. A Palermo abbiamo incontrato Giovanni e Antonio, 2 ex percettori esclusi da questa misura. Marco Gullà. Io mi chiedevo quando ero ragazzo come fa una persona a ridursi sotto i portici a dormire con i cartoni, con i materassi, con i cani. Me lo chiedevo perché era una cosa fuori dai miei pensieri. Ora so come si può finire in queste condizioni. Ora lo so, me l'avete fatto capire. Lui è Giovanni, 57 anni, palermitano, e tra i 300.000 a cui è stata respinta la domanda per l'assegno di inclusione, la misura che sostituisce il reddito di cittadinanza. Da percettore di reddito a disoccupato, senza più nessuna entrata e fra qualche mese anche senza casa. Io ad agosto non avrò cosa dare al proprietario come affitto. Le domande per l'assegno di inclusione respinte dall'INPS sono al momento più di 300.000 in tutta Italia, 117.000 solo in Sicilia. A determinare il rigetto della domanda è stato nel 50% dei casi la mancanza del requisito del reddito familiare conforme ai termini di legge. Se quindi prima con il reddito di cittadinanza la platea di chi ne beneficiava era molto più ampia, con la nuova misura si è ridotta di circa il 40%. Hanno fatto i poveri più poveri e i ricchi diventeranno sempre più ricchi, perché io una persona a 51 anni, mia moglie ne ha 49, mi devono dire loro dov'è il lavoro a Palermo. 13 offerte di lavoro, collegandoci sulla piattaforma SISL che dovrebbe collegare la domanda e l'offerta di lavoro, vediamo che sono soltanto 13 come dicevo, addirittura i disoccupati a Palermo sono oltre 40.000. Se poi andiamo a vedere il dato per la Sicilia, per la nostra regione, vediamo che le offerte di lavoro sono soltanto 40 con oltre 260.000 disoccupati. Negli ultimi 2 mesi, anzi negli ultimi 3 mesi, Campo grazie non dico all'elemosina perché è brutto dire elemosina, grazie all'intervento della mia ex moglie che mi elargisce quei 100-200 euro al mese per poter pagare le bollette e fare un po' di spesa, ogni tanto la mangio a casa sua. In questo momento non ho nessuna entrata, l'unica cosa, il problema è che io ogni tanto vado da mia madre e mia madre mi dà la carta di 50 euro per potermi fare un po' di spesa. Adesso ho 235 euro di bolletta da pagarmi. Una debole esplosione dal cratere di sud-est dell'Etna
ha prodotto una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente nella tarda serata di ieri. L'attività non ha creato problemi all'operatività dell'aeroporto di Catania. Gli esperti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia sottolineano che il tremore vulcanico degli ultimi giorni si mantiene a livelli medi. Ancora un riconoscimento per il corto Assunta di Luana Rondinelli. L'interprete, la catanese Donatella Finocchiaro, vince il premio come miglior attrice nella sezione diritti umani del Prato Film Fest. Il corto tratta il delicato tema dell'affido familiare e della violenza domestica. Eva Spampinato. Io sono Assunta, ma io non sono di nessuno. Intensa e umana, Donatella Finocchiaro vince il premio come miglior attrice nella sezione diritti umani del Prato Film Fest per il cortometraggio Assunta dell'eclettica e mai banale Luana Rondinelli, attrice, sceneggiatrice e regista di Marsala, che mette al centro dei suoi lavori il mondo delle donne. Donatella è un'attrice straordinaria ed una donna generosa e altruista che ha saputo affrontare questo ruolo con un'eleganza morale, dando coraggio e forza ad un personaggio, quello di Assunta, che vive una vita di soprusi, di violenze, ma che mette al centro l'amore per il proprio figlio. Ora sta bene, un figlio mio. Di notte dorme, non trema più, non si scanda. Con immagini e versi Luana Rondinelli squarcia il velo di ipocrisia, retorica e svalutazione che riguarda la violenza sulle donne. Le sue femmine hanno la forza di ricominciare, donne buttate a terra dalla vita, ma pronte a prendere scelte anche forti per proteggere se stesse e i propri figli, come fa Assunta. Ecco, forse questa è la tematica fondamentale del mio primo cortometraggio di Assunta. Parliamo di affido e lo facciamo attraverso gli occhi di una madre che moltiplica il proprio amore per garantire al figlio un futuro che al momento lei non può dargli. Il cortometraggio è ispirato ad un racconto di Alessandro Savona, Niente mai, e questo premio è una carezza che abbraccia tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione di questo cortometraggio. Breve pausa, tra poco il calcio con le ultime sul derby di domenica tra Catania e Messina. State con noi. Eccoci con il calcio. Catania-Messina di domenica sarà decisiva per i rossazzurri. Zeoli recupera Cicciarelli e Furlan e spera di poter dare un po' più di spazio a Sturaro. Conferma per la difesa a 3. Marco Carli. La partita più importante della stagione, una definizione utilizzata quest'anno per tante gare del Catania. Poi, soprattutto in campionato e puntualmente in trasferta, finite male. Quella col Messina dunque resta la partita da non sbagliare assolutamente. A dirlo è la classifica che vede i rossazzurri non in zona play-out solamente per la differenza reti, ma in realtà a pari punti con la quintultima, il Monopoli. Il Messina invece si trova a un solo punto dalla 10ª posizione e sarà anche gioco forza arbitro di questo finale di campionato, visto che dopo aver battuto il Monterosi si ritrova domenica il Catania, alla penultima il Potenza ed infine il Monopoli. I giallorossi, che al Massimino non avranno i tifosi, il loro obiettivo l'hanno praticamente raggiunto. Il Catania no, e per garantirsi quei play-off che fino a qualche turno addietro sembravano quasi scontati dopo la conquista della finale in Coppa Italia, devono cambiare marcia. Nel girone di ritorno 8 sconfitte, 14 punti, solo il Brindisi ha fatto peggio. Zeoli ha incassato da Sturaro un'altra volta la volontà di essere protagonista. La domanda è come? Probabilmente partendo dalla panchina. Rientrano dalla squalifica Cicciarelli e Furlan, il primo è destinato a prendersi il ruolo di titolare come quinto a sinistra, il secondo sarebbe favorito nel ballottaggio con Albertoni. Difesa 3, le 2 punte di ruolo e centrocampo in cui troverebbe spazio peralta da mezzala. Interpreti che ovviamente saranno ulteriormente valutati, ma Zeoli sembra volersi affidare alle poche certezze del momento, nel sistema e nei giocatori, nell'attesa che i suoi alcune certezze le trovino anche in campo. E noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.